voglio cantare a Cannarozzochino, la vita di Turitto Giuliano, lo brigante moderno e malanzino, Cassano e Zarificio monno sano, e a pesetta annardito e a resaluto, de monte lepre fulo resaluto. La madre sola mia fatta è cresciuto per diventare un uomo onesto e cheto, osservassi la legge e lo statuto come le genti di lo stesso geto, demorato di Dio travagliatori, specchio di gentilezza e dell'onore. E più cresceva lo giovenatore, di più alla madre so faccia priare, perché era forte e bello come un giure, esperto e valente in dallo travagliare, ben voluto di tutti e rispettato, per lo sapere dopo già passato. Era a Palermo come un piagato, sto giovanotto intelligente e ardito, e con lo suo guadagno allimitato la famiglia aiutava chi abolito, facendo sacrifici senza fini, tutte le sere e tutti i mattini. Cappeti la faccia tra pete e spini, giorno per giorno si manate sani, tutta lasciata tra moli camini, Palermo, Montelepre di Caddani, più di 30 chilometri allo giorno si ebbe l'aiuto che per il ritorno. Vinne la guerra poi con lo frastorno, che in ogni casa portavo fame inferno e apporatore se trovavo d'attorno. Fame, rovina e debole governo, dalla zista mercante dei cannoni, profettatore e latte d'ogni aione. Ma Giuliano non era un minchione e desiare non voleva lo pani, mentre vedeva che tante persone ne avevano tanto di darlo alle cani, e allora fece lo proponimento di procurare un poco di frumento. Erano tempi di pena e di stento, ed un chilo di grano voleva quanto, spendeva poco di carte dicendo ne accattava un sacchetto tanto, con la speranza che appena settimana la fame dalla casa si allontana. Ma la sua sorte misera e veggiana, dare non ce la fosse sta fortuna, la sua spesa fu una spesa vana, che non ci desse ricompensa alcuna, perché incontrava due carabinieri, da lo frumento cielo vararreri. Turiddi pregavo e supplicavo, ma tutto tempo inutile. Ciò che per un sacchetetto di sopra la spalla e poi ci dissero vattinni, altrimenti ti arrestiamo. Vane fuori le lagne e le prieri, per lo frumento lasciare e cestare, le 2000 di foro, assai severi. E quasi lo volevano arrestare, perché frumenta lo tempo di danno era considerato contrabbando. Ma intanto Turia considerano come giustizia non ce n'è a sto mondo, che mentre di stavano arrestando l'introllozista c'eravano un tonno, trafficando grano vagonati, farina da ultramezzi razionati, e se tali non erano arrestati, per i commerci so poco puliti, ma buscavano soldi accarettati, senza padre male poveri liti,
a danno dello popolo innocenti, vittima della guerra e di sti genti, tornava alla casa nervoso e scondenti, con lo cuore unghiato da destanti, alla madre contavo e alle parenti. L'incontro fatto a tutto lo restante, ma frattanto lo pane restava a fare, lo forno freddo alla panza magari. Ora si aspettava a taglio forno, a madre da ridere che piangeva e diceva povero figlio, come angustiato senza pani. Ma tu ricominciava a filosofare sopra la vita e sopra lo dovere e quindi Dio, che non per campare, frumento in casa e panuzzo c'aviri, guerra e una guerra, ammasso o senza ammasso, non si può stare dello panarasso. Sarà un casciolo e afferravo due sacchetti, la madre ci disse duri, non mi dare spaventi, madre rispositore levati, perché senza pane non si può stare, e si partiva di nuovo a svelto passo per ritornare dal luogo stesso un immassaro con lo coddo grasso. C'è via frumenta e lui veniva spesso, tu sa che te già se ne accattavo e verso la sua casa lo portavo. Quando ha visto i carabinieri e disse stavolta a vita mi faccio lavare, no frumento, ma quando a quarto mulino arrivavo una battuglia in servizio lo scoprivo e lo frumento ce lo sequestravo senza catore botte di ricevo, c'aveva lo sangue all'occhio ancora l'era e della tasca la pistola tira. Da un attimo di poi pigliavo la mira e ad un carabiniere in petto spara, pe, cade da terra chiddo come pera. E l'alma di lo corpo si sprepara, ma d'ore venne pure do ferito e se può riforgiato dentro un cannito. Da si impasciava lo fianco colpito con sicci di camisa e insanguinato, si allontanava strisciando di dosito verso il locale assai che ho riparato, aspettando la notte fredda e scura mentre un dolore acuto lo tortura. Ma da sto mentre passa un compagno su mise a pecoreddo e attraversando paesi di notte tempo arrivano a casa. La madre come vista a turi sta un grido, figlio, che malo destino che vi sta a passare. Madre ci disse tu non gridare forti perché ammazzai un povero carabiniere, maledetta la guerra, come ora mi ricercano e quando prima vengono in casa bisogna che reparto un compagno se lo impuni e con premura a casa lo portavo cuciate fuori a padre e madre conta l'avventura. La braccia a parte sanguinante ancora verso la macchia, verso la montagna, che per 7 anni fu la sua compagna.